che è in cerca appunto della sua anima gemella. Si chiama Goffredo ed ha 34 anni. Ciao Goffredo. Salve, salve a tutti. Allora Goffredo, tu sei di Trapani, Sì, io sono di Trapani, hai 34 anni ho 34 e anni. sei in cerca della tua ragazza ideale. Sperando di poi trovarla in questa bellissima trasmissione, innanzitutto complimenti Grazie. per questa stupenda trasmissione. Grazie Goffredo. Figurati. Quanto tempo è che sei single? Da circa 3 anni, E come mai? Cioè in 3 anni praticamente non hai trovato nessuna ragazza che ti possa... ma perché automaticamente non ho il tempo materiale di andare in cerca di ragazze e quindi perché dal col lavoro che faccio. Ci vuole... Che lavoro fai? Sono responsabile sala in un ristorante, Ah sì? in un agriturismo e ovviamente ho l'opportunità di lavorare lì e quindi non ho l'opportunità di andare in cerca di una bella ragazza. Logico. E hai pensato di venire in trasmissione? E ho cercato in tutti i modi di... Ti hanno parlato bene? Mi hanno parlato benissimo, ragazzi. Ovviamente per esserci io in televisione. Cosa è puoi normale. consigliare ai telespettatori magari che avranno bisogno di Strano Amore Siciliano? Ma di provare questa bellissima emozione, anche perché l'emozione fa parte della vita e quindi essere emozionati è anche bello. E poi sperando sempre che questa trasmissione continui ad avere molti risultati in ambito positivo e così via. Certo. Vabbè, allora parliamo della tua anima gemella. Sì. Che tipo di ragazza sei interessato a incontrare? Ascolta, io ho dei gusti un po' particolari perché Cioè, che genere io non di mi donna ti sento, piace? allora io non mi sento un ragazzo chissà che, io mi sento un ragazzo tranquillissimo e così via. Però la cercherei non molto alta, carina, capelli. Andiamo allora sul 1,60 m, 65. 1,60 m e 65, benissimo. E occhi va bene uguali, cioè l'importante è un bello sguardo e che ovviamente è una persona che ci possiamo capire entrambi con uno sguardo A colpo d'occhio, a si colpo d'occhio. E se succede questo colpo di fulmine nell'ambito di colpo d'occhio va bene. E comunque carina, educata, di un certo modo di esprimersi. La volgarità non ti piace? Assolutamente. Mi Perché sembra... ci sono molte donne che sembrano donne ma poi in effetti sono uomini. Bravo, esatto. Lo sappiamo benissimo. Esatto. E purtroppo questo succede, è la realtà dei giorni nostri. Esatto. Che molte donne, nonostante sembrino, ripeto, donne all'apparenza, così magari di fuori e fuori, Esatto. dentro invece siano uomini. Sei un grande, complimenti, no, veramente complimenti. Grazie. Ascolta, allora la voglio non molto alta, capello lungo, magari anche corto, va bene ugualmente, però l'importante è che ha una 42 di taglia, questa è la cosa. Deve essere fondamentale. praticamente magra. Ti piacciono le ragazze magre? Magre, bravissimo. Esatto. Cioè, questi reggiseno anche quinta misura, va bene. Non ci sono... No, un suggeritore, un cliente che qui era in fase di... Vabbè, parliamo ora di Dimmi. età. Tu hai 34 Sì, io ho anni, 34 quindi anni, partiamo da una base, questa ragazza. L'età non ha importanza perché Assolutamente, certo. giustamente l'età può nascere a qualsiasi, diciamo, a qualsiasi età l'amore può nascere. Però noi dobbiamo partire da una base che ti potrebbe interessare. Non so, per te andrebbe bene dai 20 in su? Dai 20 in su, va bene. Dai 20 in su, fino ad arrivare a un massimo di 35. 32. Massimo. Al massimo Deve essere 32. più piccola Quindi, di me, questo è amiche poco- telespettatrici, dai 20 fino ai 32 anni. Se c'è qualche ragazza interessata, Goffredo, 34 anni di Trapani, ha un bel lavoro. Goffredo, come vi ha detto, è un bel ragazzo, perché non si può dire che è un cattivo ragazzo perché ha dei bei occhi. Grazie. Spero che non ti innamori tu invece di me, no? Tranquillo. Va bene. Un bel sorriso, soprattutto perché oggi come oggi quello che attira di un uomo è anche il sorriso. Quando c'è un sorriso come dire, simpatico, un sorriso che attira, il fascino soprattutto, e allora vuol dire che il tipo va. E Goffredo è uno di questi. Per cui, Grazie. ripeto, per quelle di voi che fossero interessate a contattare Goffredo non possono fare altro che chiamarlo al suo numero telefonico che stanno vedendo in sovraimpressione. Goffredo è qui, sta aspettando, va cercando la ragazza per sistemarsi, attenzione, non per divertirsi. Per cui è intenzionato praticamente, è intenzionato a fare cose serie, non è intenzionato praticamente a divertirsi, a prendere in giro le ragazze. No, per tutte quelle di voi che fossero interessate a conoscerlo, perché
come state notando, Goffredo non è un cattivo ragazzo, è un ragazzo abbastanza simpatico, ha dei bei occhi, ha dei bei capelli, ha un bello sguardo soprattutto. Dove i capelli? Cioè, quei pochi di che c'hai. capelli, diciamo che. Per cui Vabbè, non posso... essere spiritosi Cioè, comunque. Vabbè, soprattutto una questo ragazza, è anche molto spiritoso e affascinante. Che ama la Eh vita sì. più che altro. Quindi. Non possono fare altro, attenzione, che contattarlo dove? Al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Goffredo qui sta aspettando la sua ragazza ideale, la sua anima gemella. Ha, ripeto, intenzioni serie. Per cui fatevi sentire. Cosa possiamo dire alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando come magari ultimo messaggio? Ma ragazze, io sono qua, ho avuto il coraggio di essere in televisione, grazie ovviamente al nostro amico e a tutto lo staff che mi sta riprendendo. Quindi già il coraggio vi sta facendo capire che sono una persona seria, una persona che ho intenzione di andare avanti ad avere una bellissima storia d'amore. Poi sarete voi a giudicare, o in questo caso valutare, perché non si giudica. Esatto, una volta che siamo nell'argomento, Certo. cosa potresti consigliare a tutti quei cuori solitari magari che stanno guardando questa trasmissione e che non hanno magari il coraggio di presentarsi qui in televisione? Il consiglio che potresti dare? Ma non do nessun consiglio, l'amore è più forte di qualsiasi altro consiglio che uno potrebbe dare, quindi se uno ha veramente intenzione di essere partecipe a tutto ciò, fatelo e non ve ne pentirete. Perfetto, Goffredo, sei stato magnifico. Figurati. Amiche telespettatrici, telefonate il numero che state vedendo in sovraimpressione per contattare Goffredo, 34 anni, di Trapani. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche. Salve, ciao, Ciao. a tutte voi, ciao. Ciao. Un bacio. Oh yeah!